Siamo a Sant'Antonio, nella parrocchia di Sant'Antonio, e noi siamo gli organizzatori del Fest Antonio, appunto. Una festa che è cominciata lunedì scorso, il 6 giugno, andrà avanti fino al 13 giugno e finora sta registrando una buona affluenza, in realtà molto più di quello che ci aspettavamo, abbiamo dovuto comprare più birra del previsto. E perché è nata? È nata per cercare di compensare quegli aumenti che hanno subito le attività estive dei ragazzi. A causa della guerra e della pandemia abbiamo subito degli aumenti molto importanti e noi animatori abbiamo cercato di creare un introito nuovo alla parrocchia per venire incontro a questo aumento e soprattutto non gravare troppo sulle famiglie. Come? Facendo una festa. L'unica cosa che ci veniva in mente era appunto stare insieme, fare dei tornei e bere e mangiare. E con della buona musica. È quello che stiamo facendo, secondo me finora il risultato è buono, speriamo continui così. Più sicuri! Per quanto riguarda i tornei, siamo riusciti a organizzare 2 tornei. Il primo è di calcio a 7, e mentre invece il secondo è di acqua volley, che è un'attività non molto vista, non molto frequente nella provincia, e abbiamo pensato di ideare questo torneo. Per quanto riguarda il calcio a 7 siamo riusciti a raccogliere l'adesione da 16 squadre, quindi un buon numero essendo la prima edizione. Per il volley invece abbiamo 9 squadre che partecipano e l'idea, l'obiettivo per i prossimi anni è, vista l'adesione abbastanza elevata, di fare un torneo anche di calcio saponato. E per quanto riguarda il lato enogastronomico, quello che forse attira più persone a questi eventi, abbiamo organizzato un attimino la serata chiamando alcuni food truck. Infatti abbiamo la possibilità di cenare con dei risotti tipici a Mantovano anche, a pizza e una pescheria che viene a darci una mano facendo piatti meno della tradizione come la paella o piuttosto il fritto misto. Per quest'anno siamo circa una ventina di organizzatori che siamo riusciti a mettere in piedi questa festa, questa settimana di festa, e per quanto riguarda l'affluenza è abbastanza elevata, tra le 200 e le 300 persone ogni sera. Pensavamo fosse l'affluenza del weekend, invece siamo riusciti a ottenere questi bellissimi risultati. Ovviamente l'invito per quest'anno e per i prossimi è: veniteci a trovare come atleti, come clienti, quindi per mangiare un buon pasto e perché no, anche per aiutarci a rendere sempre più grande questa festa. Per gli aggiornamenti ovviamente sui social, Instagram, Facebook ci sono le pagine sempre aggiornate e anche il sito festantonio.it.